Presso i locali dell'Accademia Belle Arti Michelangelo, diretta dal professor Alfredo Prado, presentato ieri il libro dell'onorevole Alessandro Pagano dal titolo "Ce ne ricorderemo in questo pianeta". All'evento hanno partecipato, oltre che autori, i critici Beniamino Biondi, Paolo Giansiracusa, Nuccio Mula, Luca Pionasco, Stefano Puglisi e l'attore agrigentino Gaetano Aronica. Ha moderato il dibattito Elisa Cusumano, affollata l'assemblea che con interesse ha seguito l'evento, rispettoso delle norme sul Green Pass. Chi fa politica pensa che sia abituato soltanto a parlare o a discutere di politica, ma in verità Sciascia è stato anche politica, nel senso che la capacità che ha avuto lui di incidere nel nostro vissuto quotidiano è realmente qualcosa di straordinario. Pochi sanno per esempio che lui è probabilmente all'interno della cinematografia mondiale come lo scrittore che è stato interpretato più volte come opere cinematografiche, ma non solo in Italia, anche fuori. E si deve comprendere che cosa significa la Sicilia di quegli anni, la Sicilia dove la mafia era oggettivamente dominante nel contesto culturale, sociale, economico della nostra società. E avere avuto la capacità di un uomo che non soltanto ha scritto cose intelligenti, che non erano legate soltanto a una narrazione, a una capacità di trasmettere sentimenti, emozioni, ma era anche la capacità di voler incidere profondamente nel tessuto sociale, cioè nel volerlo cambiare, di cambiare il male in bene, operazione che sicuramente possiamo dire oggi, a 30 anni dalla sua morte, perfettamente riuscita. Ma il fatto stesso che lui abbia scritto libri che poi sono diventate opere cinematografiche, fra l'altro non con uno regista in particolare, quasi tutti facevano a gara per poterlo tradurre sotto un profilo cinematografico, è prova concreta che l'uomo non soltanto era stimato intellettualmente, ma aveva anche la capacità di incidere. Quindi Alessandro Pagano, che scrive un libro su Sciascia, devo dire è l'omaggio sacrosanto a uno dei nostri padri, a colui che probabilmente ha inciso di più in questo scorcio di secolo al cambiamento sociale. E che lo faccia un politico, insomma, voglio dire, non trovo nulla di male. La politica è una delle componenti umane, non è che il politico vive in un acquario e quindi non si occupa di tutto il resto. Il buon politico deve essere buon padre di famiglia, buon marito, deve essere un buon operatore della società, perché no, deve anche sapere interpretare scrivendo libri. Sì, una presentazione di un libro che vuole offrire una traccia probabilmente eccentrica rispetto ai classici studi sciasciani nell'analisi e nell'interpretazione della vita e dell'impegno del grande scrittore. Il libro si focalizza soprattutto sul tema di Sciascia e dell'ideologia, declinandolo attraverso i rapporti difficili, tormentati per certi aspetti con il Partito Comunista fino alla fuoriuscita di Sciascia e l'impegno con il Partito Radicale. È evidente che è una narrazione di uno scrittore che anteponeva la libertà della propria espressione, quindi del proprio giudizio sulla società italiana rispetto agli obblighi della politica e del partito. In questo senso è stato un uomo autenticamente libero. Questa sera cercheremo di tracciarne anche un parallelo, soprattutto con il mio intervento, con l'altro grande intellettuale italiano che è Pierpaolo Pasolini, anche lui con vicende per certi aspetti simili e con un'amicizia che in qualche modo ha ceduto il testimone fra l'uno e l'altro proprio dopo la morte nel 1975 di Pasolini, nel momento in cui Sciascia è diventato davvero l'unico grande intellettuale italiano sulle scene. Infine si dialogherà anche intorno a un tema che è stato poco tracciato negli studi, ossia il rapporto di Sciascia con Caltanissetta, perché Caltanissetta è stata la città non soltanto che Sciascia ha amato di più, ma nella quale attraverso la rivista Galleria è riuscito a far diventare un piccolo centro dell'entroterra siciliano come un luogo assiale nella cultura nazionale, producendo e promuovendo le opere di scrittori che sarebbero diventati poi davvero tra i più importanti della scena letteraria italiana. Questa sera parliamo di Leonardo Sciascia, un grande siciliano, e ne parliamo a 100 anni dalla nascita. Leonardo Sciascia nacque nel 1921, adesso siamo nel 2021 e quindi sono passati 100 anni ed è giusto che come siciliani questa sera così sottolineiamo la presenza di questo grande scrittore di caratura europea, perché per noi è lo scrittore della Sicilia, delle questioni italiane, dei grandi problemi dell'Italia, ma vorrei dire è stato letto molto dai francesi, è stato tradotto in tutte le lingue del mondo, per cui Leonardo Sciascia è patrimonio dell'umanità. Questa sera ne parliamo con alcuni studiosi e l'occasione è data dalla presentazione di un libretto curato dall'onorevole Alessandro Pagano.
un libretto che ha un titolo particolare: ce ne ricorderemo di questo pianeta. È una frase interessante che ci fa comprendere come Leonardo Sciascia, negli ultimi anni della sua vita, abbia maturato l'idea di un Dio che crea, di un Dio che perdona, di un Dio che è al di sopra di ogni cosa. Lui che parte, da una posizione atea, assolutamente atea, a poco nel tempo scopre Dio, e quando fa scrivere sulla sua tomba l'epitaffio "ce ne ricorderemo di questo pianeta", ci dà l'impressione che per lui ci sarà una rinascita, ci sarà un ritorno dell'essere.